Buona Epifania. Beh, cominciamo a dire che in casa nostra i belè gli apportano i re magi e mica la befana. Cioè i doni sono portati dai re magi. Non voglio fare, polemiche, ma semplicemente evidenziare che, il fatto che l'Epifania è, come dice la parola, penso tutti lo sapete, significa manifestazione, è la manifestazione di Gesù bambino alle genti rappresentate dai re magi, che poi il termine Epifania, Befania, la Befana eccetera, però cominciamo a dire che quel che porta i belè in i re magi innanzitutto. Detto questo, oggi volevo ricordare e evidenziare questa festa proponendo non è proprio una poesia, un po' una filastrocca, una businada di Zen. Sono quelle composizioni con un ritmo abbastanza semplice, con rime baciate, no? Appunto amo delle filastrocche. Il titolo è I Re Magi del 2007, perché l'ho scritta nel 2007. L'avevo messa nella raccolta che avevo fatto fa quasi 10 anni fa, anzi 10 anni fa, per i primi 50, des che se madre fa gli altri des dopo, insomma, dopo 10 anni della pubblicazione e dopo 3 des della scrittura, vi ridico che la poesiola che insomma questa filastrocca è molto semplice, non ha molte pretese, mi piaceva però proporla per ricordare i nostri re magi tradizionalmente ricordati con i nomi di Baldassarre, Gaspare e Melchiorre. Leggiamo di ieri del video sul Porta, perché sappiamo che i re magi sono molto legati a Milano, dove c'erano per intere le reliquie, adesso ce ne sono parte nella Basilica di Sant'Eustorgio, che in questa fotografia possiamo vedere, l'avevo riprodotta in questo libretto. Parole difficili mi pare proprio che non ce ne siano. Appunto i belè sono i regali, penso che quasi tutti lo sappiano. I ber sono le pecore e qui riprendo un po' la tradizione classica per cui i magi arriverebbero coi cavalli o coi cammelli, e poi nella stalla figuro che oltre il bue ci sia anche la mucca. Vabbè, è una mia figurazione molto semplice. Se volevi fargliela ascoltare anche ai bagai, magari imparano un po' del milanese. I re magi del 2007. Sem i re magi e sem rivà i noster belè finché em purtà i noster belè vem a caval e vem a pe, cul cavale, cul camel, treume santo bambinel, al bambin che l'è un tesor, che regalum il noster or, al bambin che le diu immens, che regalum anche l'incens, al bambin del die de sera, che regalum in più la mira, a Maria che pensa et as, che domandum un po' de pas, e il Giuseppe che il galasnin l'uffrirà un bicer de vin, i pastur cui bere i can uffriranno un po' de pan, e il signor len della stala che ver poca anche scaldala, per scaldar stu bel fieu e che buffa addosso il bœuf, e la vacca la fa li stess e il bambin le samme un pes, in del ciel che la cumetta che la segna la stradetta, che la segna la stradella, in del ciel che su una stella che la segna anche il sentè, e impurtai noster belè, e impurtai savia il perché, semi magi e semi re. Con questo semplice augurio, ricordando che l'Epifania, come disse il Proverbi, tutti i festi e porta via, in realtà già avevamo accennato che in questo mese di gennaio ci sono altri momenti importanti, altre feste, però le grosse festività di Natale si concludono. Domenica prossima è il battesimo del Signore, conclude questo tempo natalizio. Buona ripresa delle attività a tutti quanti, e buon fest per i prossimi fest. Questi chi l'importante è passare bene in famiglia, speriamo san, bei san, bei quiet, e cerchiamo di tirare innanzi. Ciao ciao!